In collaborazione con Casa Zanotto in Villa Trepanoce. Sono qui con il mio amico, il maestro Armando Zanotto. Ciao Bruno. Ciao Armando. Buongiorno. Fermo là che voglio inquadrarti bene Oh. oggi. Regia, me lo inquadri bene. Ma ti sembra che questo uomo abbia superato l'età dei 50 anni? No, lui è ancora giovane, pur avendo scritto tantissimi libri, 12 libri di cucina e solo di ricette di radicchio, 1000 ricette, oltre le 1000 ricette di radicchio, vero. oltre le 1000 ricette. Vedo che sei a conoscenza. Vedo che abbiamo ancora qui la rosa di Castelfranco. Ma vedi, io me l'immagino così la rosa di Castelfranco, un prato enorme con queste rose sbocciate. Passa di lì un pittore e dice, ma una spruzzata di quel rosso che richiama il vino rosso, ecco, Sì, il vino rosso nostro, certo. produzione del Veneto. Certo, dà allegria. Dà allegria. E lì si è messo a spruzzare in questo prato queste gocce di cos'era? Probabilmente era proprio vino. Può essere. Una riduzione di vino sì, tirata con un po' di pastella del pittore. Esatto. Da allora è diventato la rosa di Castelfranco variegata. Variegata perché appunto ha queste varianti di righe o di gocce. Certo. Cosa ne dici? Hai fatto una bella presentazione. E tu oggi hai preparato un cocktail. Ah, sì. Un cocktail per onorare questo radicchio. Certo. No? Ecco. Ma io non riesco a capire, 1000 ricette. Oltre 1000. Quanta roba è passata per la tua pazzesco. testa, quante varianti, Pazzesco, se tu sai il primo libro ha una base come un lessico di cucina, ha una base proprio come un lessico di cucina, parte dalle basi di cucina, salse, primi, secondi. Ma scusa una contorni. cosa, ma tu hai detto che hai ancora solo 3 copie di quel libro, 3-4 copie, non puoi più venderlo? No, ho le altre che vendo. Sì, Nell'altro libro. Sì. Ma questo qui che è il primo, si trovano in tutte le librerie, no, basta andare a chiedere, quello più. non si trova, Questo però le altre, sì. basterebbe che voi, se volete, noi possiamo anche farlo. Sì, quando vuole. Perché De Bastiani è lui che ha portato avanti fin dall'inizio, certo. no? E quindi se uno vuole un libro sul radicchio ce n'è ancora da De Bastiani qualcosa, perché a Natale di quest'anno viene fuori una novità ancora. Va bene, Ma ce la non ne dirai parliamo nelle prossime. adesso. Allora adesso parliamo del cocktail Sì. che tu vuoi presentare ai nostri amici e alle nostre amiche, che naturalmente sono lì, e tu dicevi bene nella scorsa trasmissione, magari non lo fate adesso, ma prendetevi nota e lo fate per questa sera, per domani, per dopodomani. Anche questa è una ricetta semplicissima. Allora, Raccontacela. Vi racconto, mie care amiche, questa ricetta. Andate a prendere per 4 persone, basta 2 cespi, non di più, di rosa di Castelfranco. Ovviamente sfogliate questi petali di radicchio di Castelfranco, educatamente e delicatamente lo lavate con l'acqua fredda, no? E poi lo asciugate. Proprio un petalo, Sì. Lo asciugate. Mi dato una dimostrazione della ricetta. Lo asciugate, semplice questo. E dopo fate questa operazione, guardate. Bella l'idea che ti tira fuori la foglia, ma mi sono qua per aiutarti. Poi, con un coltello, pianino,
tagliate nel senso così inclinato e viene fuori tutti i filini di radicchio fino qua giù e che è proprio dei filini che è una julienne molto bella. Fate tutta questa operazione con questo radicchio così, dopodiché lo mettete su una boule di vetro, no? E prendete del tomate ketchup, no? E prendete una maionese, se non la volete fare voi, una maionese. Sarebbe sempre meglio farla Sì. noi con l'olio Certo, vergine Sì. delle nostre colline. Sì. Delle nostre colline. Quello, Vergine. sì, vergine oppure baciato. Neppure baciato. Sì, sì, sì. Perciò proprio... E quindi questo cosa fate? Prendete una boule e mettete dentro tutto il radicchio, a parte una fondina che avete in casa e per questa portata di radicchio mettete 3 cucchiai di maionese e un cucchiaio e mezzo di tomate ketchup, un po' di aceto balsamico, sale, pepe e mescolate il tutto, il radicchio, che si condisce in questo modo. Dopodiché lo servite sulle coppe e sentirete che gioia, che come antipasto, e aggiungo la chicca finale, che è quella che ti dà il massimo, delle mandorle tutte tagliate fine, dei cucche, come si dice, nose, cucche. Le cucche, Ecco, le anche- cucche, anche- quelle che si verse sì. così. Ecco, a vostra fantasia, tagliate sempre col corteo e dopo metti sopra. E dopo che deve essere generosi con un po' di pistacchio tritato. E dopo Anche il pistacchio. e allora sente il piacere quando mangiate questo piatto, il piacere di questi gusti talmente abbinati in un modo ben centrato, che ti trasmette varie sensazioni e sapori. E dopo ogni tanto ti ciappa il calice del prosecco. Eccolo qua, eccolo qua, Sì. guarda, Extra guarda, dry guarda, deve essere. extra dry. E qui abbiamo quindi- le manzane, uno dei nostri amici Ecco, sostenitori. vedi? E pensate, Bruno, quando che ti mangi una forchettata d'o e poi prendi questo calice e sorseggi questo prosecco, ti pulisce tutto il palato e ti invita ancora a degustare Ha un'altra forchettata d'o Anche e due. un'altra degustazione e alla fine, fino alla fine. fino alla fine della bottiglia, naturalmente. Ecco, questo è un altro bel piatto, semplice e non molto costoso, una sorpresa che potete confezionare su delle coppe più piccole, oppure anche molto simpatico, adagiarlo in una foglia di radicchio di Castelfranco, che poi verrà mangiata assieme. Volevo Questa è dire... la foglia, tu metti tutto la julienne del radicchio. Sì, anche. Anche quello. Volevo dire ai nostri amici che le nostre puntate, se non riescono a vederle il giorno dell'uscita, possono comunque andarle a vedere su YouTube o su Veneto Oh, Blog. bravo, questo è interessante. che lo spieghi. Sì, perché possono rivedersi la Certo. puntata e se hanno perso qualche appunto per la ricetta, lì sentono Bello, la bello. ricetta Questo è di nuovo. interessante. I Bibanesi è uno degli amici più cari, non più importanti, perché sono tutti gli amici che Anche ci sostengono. Tu hai fatto, scusa, una promessa a lui di andare in ditta. Sì, andremo. Vediamo quando andiamo. Andiamo a trovarli. E io ho fin dall'inizio ho avuto come amico sostenitore delle mie iniziative il grande Beppi, Giuseppe Darè, che è il padre Grande e uomo, fondatore dell'azienda. Oggi ci sono i 3 figli. Armando, diciamo che fa un po' da regia, Sì. e ha sempre idee nuove. Guarda, quando vado lì, Bruno, guarda, ho pensato a questo, ho pensato all'altro. È un ragazzo straordinario, veramente Certo. bravo, e va in tutto il mondo con questo e non c'è nessuno che riesca a Poi imitarli. commenta Non un c'è po'- nessuno che ti riesca credo. a imitarli. Poi commenta un po' quei piccoli sacchettini di... Ha fatto le dosi molto belle per gli aperitivi. Per gli aperitivi, Bellissimo. naturalmente, e queste sono per casa. In casa poi naturalmente
che usa la famiglia, invece il monouso sì. è per una questione di delicatezza, Certo. come si dice, Sì, no, ecco qua, dopo te me la taglio. Di praticità, ma anche di igiene. E ti stavo dicendo che è una questione di praticità, ma anche di igiene. Certo. Naturalmente, perché Sì, tu apri. nei locali Sì, è giusto che bravo, ci sì, sia sì. la monodose. Bene. Poi c'è l'altro amico da nominare che è sì. Ruggero Carraro. Ruggero Carraro, che dire di Ruggero? Ruggero è sempre disponibile, ci ha dato una mano quest'anno, anche lui si è reso protagonista di qualche puntata e speriamo di avere tutti questi amici anche per i prossimi mesi, perché lo so che tu vuoi continuare a raccontare la tua storia, le tue ricette, e io posso dire che sono onorato di seguirti. Grazie. Mi vuoi ancora? Come no? Ecco, allora andiamo avanti. Salutiamo i nostri amici. Li Sì. vuoi salutare te? Certo. Roger? Miei cari amiche e amici, vi auguro un buon fine settimana, un sabato che sia allegro, che sia solare e che vi porti gioia, che vi porti, che dire, se il sole è fuori, poi il sole trasmette amore, trasmette la coppia che è vicino, si crea sensazioni amorose. Non andarmi in quell'argomento, basta. perché so che quando vi tu auguro vai buona lì, domenica anche, diciamo Sì. che il sole scalda. Sì. È come ricaricare le batterie Certo. quando c'è il sole, e lì si può spaccare il mondo. Certo. E amate sempre le persone che sono vicino. Ciao. Buona domenica. Arrivederci. Ciao. In collaborazione con